È ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Vicenza in condizioni disperate il motociclista ventenne di nazionalità svedese che si è amputato una gamba finendo contro il guardrail. Il gravissimo incidente stradale è accaduto nel pomeriggio di oggi lungo la statale Valsugana in località San Marino, comune di Valbrenta. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia locale, il giovane che viaggiava con direzione Trento ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il parapetto laterale. Nell'impatto il ventenne ha urtato con la gamba sul metallo che ha reciso l'arto, finito poi sulla strada sottostante circa 15 metri più sotto. Il giovane svedese è stato subito soccorso dall'amico che viaggiava con lui in sella ad un'altra motocicletta. Il ragazzo si è tolto la cintura e l'ha stretta intorno alla ferita nel tentativo di fermare la gravissima emorragia, un gesto che probabilmente gli salverà la vita. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM di Bassano che, vista la gravità, hanno fatto intervenire l'elisoccorso. Il ventenne è stato elitrasportato al San Bortolo. Le prossime ore saranno fondamentali.